fotogrammi della telecamera posta nella stanza dei fermati della questura di Verona, il cosiddetto acquario. Lì si sarebbero consumate le violenze contestate a 5 poliziotti finiti ai domiciliari. Mercoledì gli interrogatori. Dopo la condanna definitiva, l'ex PR padovano che 8 anni fa stuprò una quindicenne nella discoteca di Castelfranco posta su Instagram un appello shock. La vittima: non voglio più soffrire, chiama l'avvocato per procedere con una querela. Un anno fa esatto Vicenza piombava nell'orrore, il duplice femminicidio in cui prima Gabriela Serrano e poi Lidia Milikovic furono uccise dall'ex compagno e marito che si tolse la vita in tangenziale. Terrore in Francia, dove un siriano cristiano richiedente asilo ha coltellato 4 bambini ed un anziano. Tutto succede ad Annecy, la città gemellata con Vicenza. Immediato il messaggio del sindaco Possamai. Infortunio sul lavoro questa mattina a Romano del Zelino. Un gommista è rimasto ferito a causa dell'esplosione di un pneumatico. L'incidente in una stazione di servizio. Sabato mattina a Stoccareddo di Gaglio, i funerali del 30enne è rimasto ucciso dall'esplosione del residuo bellico mentre lavorava alla ristrutturazione di casa. Sarà lutto cittadino. All'isola del Lazzaretto Nuovo di Venezia la riflessione sul Covid e le pandemie nella storia, dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro al presidente di AIFA Palù, il coro unanime: investire sulla sanità pubblica. Il Veneto si candida ufficialmente a Regione Europea per lo Sport 2024, binomio indissolubile con la nostra identità. Dopo Milano-Cortina, un altro obiettivo da raggiungere. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3. Buonasera e ben ritrovati. Apriamo, l'avete sentito dai titoli, con la cronaca e con i primi fotogrammi dalla stanza dei fermati della questura di Verona. Stiamo parlando del cosiddetto acquario, dove si sarebbero consumate le violenze contestate a 5 poliziotti finiti ai domiciliari con le accuse di tortura, lesioni, falso, omissioni di atti d'ufficio, peculato e abuso d'ufficio. Gli interrogatori di garanzia si terranno mercoledì prossimo. L'agente Alessandro Migliore e l'assistente capo Loris Colpini nell'acquario della questura di Verona, la stanza dei fermati con una parete in plexiglass, alle prese con il romeno Nicolae Daiu la sera del 14 ottobre scorso. Dalle informative della squadra mobile Scaligera i primi fotogrammi tratti dai filmati delle telecamere piazzate lì dove si sono consumate le violenze che hanno portato Migliore, Colpini e altri 3 colleghi agli arresti domiciliari. Una prima sequenza in cui il romeno alza il pugno, minaccia, l'agente Migliore lo afferra per la nuca e lo conduce fuori dalla stanza. Un minuto dopo i 2 tornano nell'acquario trascinandolo per un piede e lasciandolo a terra, dove gli spruzza in viso dello spray urticante. Un'ora e mezza dopo è Colpini a cercare di impedire allo straniero di urinare in un angolo della stanza, spruzzandogli contro lo spray, mettendogli le mani addosso e poi spingendolo a terra e facendogli pulire col corpo il pavimento. Intercettazioni telefoniche e visive, dunque, che insieme al resto del materiale prodotto dalla squadra mobile ha fatto sì che il GIP concedesse lo scorso 26 maggio le misure cautelari, con l'indicazione di ulteriori posizioni da approfondire, come quella di un agente donna che a novembre avrebbe prima suggerito a un cittadino nordafricano che chiedeva di andare in bagno di fare la pipì verso l'alto così che l'urina gli finisse in testa, poi gli avrebbe spruzzato contro lo spray. Non un'inchiesta estemporanea, ma la prosecuzione di un'altra indagine aperta nel febbraio 2022 a carico di un assistente capo e un agente scelto, sempre delle volanti, attualmente sospesi. Anche in quel caso l'ipotesi di reato era quella di tortura nei confronti di 3 nordafricani picchiati e denunciati per resistenza. 2 di loro controdenunciarono per lesioni e torture. Sul caso è intervenuta Ellie Schlein, definendo quelli di Verona atti intollerabili e odiosi e annunciando che il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione al ministro Piantedosi perché riferisca in Parlamento e faccia piena luce su questi episodi di violenza ingiustificata. Dopo la condanna definitiva, l'ex PR padovano che 8 anni fa stuprò una quindicenne nella discoteca di Castelfranco posta su Instagram un appello shock. La vittima dice: non voglio più soffrire, chiama l'avvocato per procedere con una querela. Abbiamo parlato direttamente con la ragazza, con la madre, e mi sono consultata anche con l'avvocato Vinci, che è stato codifensore in primo e secondo grado, e abbiamo deciso di attivarci e proporre una querela. Non vuole più soffrire, non vuole rivivere quanto accaduto 8 anni fa, quando, dopo la denuncia per la violenza subita, aveva dovuto difendersi dagli attacchi arrivati via social. La vittima, allora quindicenne, adesso 23enne, intende querelare Filippo Roncato, il giovane condannato per stupro che ha scelto Instagram per sfogarsi.
Chi mi ama mi vendichi, è scritto a chiare lettere da Roma dopo aver ascoltato la sentenza di rigetto del ricorso presentato alla Corte di Cassazione che lo condannava in modo definitivo a scontare 6 anni di carcere. 27 anni di Loreggia, Roncato invitava gli amici a fargli giustizia, ricordando che a suo dire la minorenne sarebbe stata consenziente. I fatti risalgono al 21 agosto 2015. Il giovane, all'epoca 19enne, PR della discoteca Baita al Lago di Castelfranco Veneto, incontra una quindicenne nel locale con un'amica. Qui lui abusa di lei mentre un amico del PR, anche lui condannato per violenza privata, tiene ferma l'altra ragazza, amica della vittima, che vorrebbe correre in suo aiuto. 8 anni e 3 gradi di giudizio dopo, la condanna per Roncato diventa definitiva, con pena confermata per il PR in primo e secondo grado. Su Instagram, accanto alle foto di feste e viaggi, da martedì sera compare la sua rancorosa amarezza. Il 27enne accusa la giustizia italiana, parla di un accanimento che dura da quasi 10 anni, un processo palesemente falsato con inquinamento di prove in ogni sede, aggiungendo: mi vogliono massacrare, mi vogliono privare della mia libertà. Il titolo di quel post scatena immediate reazioni con numerose approvazioni nascoste dietro i cuoricini. La vittima adesso è di nuovo presa di mira sui social, come racconta al telefono il suo avvocato. Adesso temono che con il clima d'odio che in generale è presente purtroppo negli ultimi tempi in Italia ci sia qualcuno che possa accogliere l'appello del Roncato. Abbiamo visto via social che qualcuno ha già manifestato in un certo qual senso solidarietà. La cosa verrà sicuramente segnalata alle autorità competenti in modo che si vuole proprio troncare fin dall'inizio questa situazione, sia perché la ragazza non abbia da rivivere ciò che ha già vissuto, sia perché è giusto proprio attivarsi fin dall'inizio. Un terribile ritorno al passato per la ragazza che ripiomba nell'incubo vissuto 8 anni fa. Su questa grave vicenda interviene anche il Centro Veneto Progetti Donna, che segue le vittime di abusi e maltrattamenti. La ragazza sta subendo quella che si chiama vittimizzazione secondaria, che consiste appunto in una rivittimizzazione, in una seconda violenza che la società in questo caso mette in atto nei suoi confronti. Sappiamo che la ragazza è in uno stato di paura proprio perché arrivano delle minacce concrete alla sua persona. Dopo la violenza, dopo una vicenda giudiziaria durata 8 anni, ora è costretta a subire insulti via social e minacce anche per la sua famiglia. Un incubo quello che sta vivendo questa ragazza, oggi 23enne, vittima dello stupro alla Baita al Lago nel 2015. Purtroppo il fenomeno della rivittimizzazione non è così insolito, spiegano dal Centro Veneto Progetti Donna, che segue le vittime di abusi e maltrattamenti, e in questo caso anche le dichiarazioni social fatte dal ragazzo condannato per lo stupro mostrano come la società sia ancora poco sensibile nei confronti delle donne vittime di abusi. Trovo gravissimo quello che è successo, ma non è altro che lo specchio di una società che ancora per questo tipo di reati ha una sorta di legittimazione. Che un ragazzo si sia sentito libero di poter scrivere sui social quelle frasi dimostra che c'è un senso di impunità e che c'è anche una comunità che in qualche modo giustifica e vittimizza ancora una volta chi invece dovrebbe essere rassicurato e sostenuto in un percorso di riabilitazione. Nel frattempo il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo decreto contro la violenza sulle donne che inasprisce le pene, ma questo non basta, spiega la referente del Centro Veneto Progetti Donna. Non serve inasprire le pene, lo abbiamo visto in questi ultimi 10 anni quando si è lavorato solo su quello. Il femminicidio è l'unico reato che non è diminuito rispetto agli altri reati violenti e quindi sappiamo bene che bisogna agire in altro modo, bisogna agire con interventi strutturali di prevenzione vera, non di prevenzione pensando solo che la pena sia l'unico deterrente per questi reati. Dobbiamo agire nelle scuole, dobbiamo fare entrare i centri antiviolenza nelle scuole che possono portare percorsi appunto volti alla consapevolizzazione del tema sia nei più piccoli ma anche nella comunità educante.
Continuiamo a parlare di violenze contro le donne perché è un anno dal duplice femminicidio che insanguinò Vicenza con l'uccisione di Lidia e Gabriela. I numeri delle richieste di aiuto che arrivano al centro antiviolenza si allineano a quelli degli anni scorsi, ma ciò che rilevano da Donna Chiama Donna in città è un cambiamento di visione da parte delle donne che si approcciano con maggiore interesse e consapevolezza alle questioni di genere. Un anno fa esatto, Vicenza piombava nel dolore, il duplice femminicidio in cui furono uccise prima Gabriela Serrano, poi Lidia Milikovic, dall'ex compagno e ex marito, che poi si è tolto la vita in tangenziale. Da quel giorno non mancano fiori in via Vigolo, una processione silenziosa e una vicinanza emotiva che a Vicenza si è trasformata in una maggiore consapevolezza femminile e interesse relativo a questioni di genere. Che cosa è cambiata? Sicuramente è cresciuta la consapevolezza del problema e all'interno della città ci sono stati vari dibattiti, varie iniziative a sottolineare l'importanza, a sottolineare l'attenzione che deve essere sempre esercitata e soprattutto abbiamo noi per esempio come associazione cercato di fare molta per esempio prevenzione nelle scuole. Dopo il Covid si è assistito ad un'escalation non solo numerica delle violenze rivolte alle donne, ma anche in termini di efferatezza. Segnalano anche un altro aspetto che è l'aumento un po' di azioni efferate, cattive, insomma, no? La violenza assume anche questa tinta un po' più, diciamo, sadica. Al centro antiviolenza comunale di Vicenza nel 2022 sono state accolte 163 nuove richieste di aiuto per un totale di 272 donne seguite. Allo sportello antiviolenza di Arzignano sono state 95 le donne seguite nel 2022, di cui 59 nuovi casi, mentre allo sportello Donna Chiama Donna, che si occupa di consulenze legali, psicologiche o di ascolto, ha preso in carico 55 donne. L'appello delle volontarie si rivolge alle istituzioni affinché le donne vittime di violenza siano messe nelle condizioni di poterne uscire. Noi sappiamo che l'autonomia sarà completa quando queste donne potranno avere un'abitazione adeguata per sé e per i propri figli, quando potranno avere un lavoro per il quale possano mantenersi in maniera onorevole e dignitosa. E questo non lo possiamo dare noi, questo lo devono garantire le istituzioni, perché molto spesso molte donne si fermano prima di andare avanti a completare la denuncia proprio perché si chiedono e poi dopo cosa accadrà. Terrore in Francia, dove un siriano richiedente asilo ha accoltellato 4 bambini ed un anziano. Tutto succede ad Annecy, la città gemellata con Vicenza. È immediato arrivato il messaggio del sindaco Giacomo Possamai. Echi di terrore. Arrivano a Vicenza dalla Francia. 4 bambini e un nonno vengono aggrediti con un coltello in un parco da un richiedente asilo siriano, poi arrestato dalla polizia. Siamo ad Annecy, gemellata con la città del Palladio. Vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza alla nostra storica città gemellata di Annecy in Francia per i tragici eventi stamattina, gli accoltellamenti che hanno interessato anche dei bambini. Le parole del sindaco di Vicenza vengono rivolte alla cittadina francese. A metà febbraio una delegazione di Annecy aveva visitato Vicenza e la basilica che ospitava la mostra sull'antico Egitto. Nel 2025 verranno celebrati 30 anni del gemellaggio con Annecy, un legame che oggi porta Vicenza e i vicentini a condividere con ancora più forza emotiva il dramma vissuto in Francia. Davvero un abbraccio alla città, all'amministrazione di una città a cui siamo profondamente legati e quindi sentiamo con particolare trasporto questo momento. Andiamo a Romano De Zelino per un infortunio sul lavoro questa mattina. Un gommista è rimasto ferito a causa dell'esplosione di uno pneumatico. L'attività ce l'abbiamo da più di 50 anni, non è mai successo. Scoppia la camera d'aria, ma è un colpetto, oggi è stata proprio una bomba. Una bomba, lo pneumatico che esplode e il dipendente che viene investito dallo scoppio, come ci spiega Elisabetta Bortignon, titolare del distributore officina di via Bassanese a Romano De Zelino, che però preferisce non farsi riprendere dalle telecamere.
Eravamo in ufficio, mio marito era fuori e sono corsa ed era con le mani tappate perché probabilmente il colpo ed era caduto dallo sbalzo d'aria. Subito è partita la chiamata al 118, sul posto sono arrivate l'ambulanza e l'automedica. L'uomo, un cinquantenne che da più di 20 anni lavora in questa azienda come gommista, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso del San Bassiano. L'incidente è accaduto intorno alle 8. L'operaio stava effettuando la sostituzione delle ruote di un'auto quando improvvisamente durante le operazioni di gonfiaggio uno degli pneumatici è scoppiato colpendolo al volto e al torace. Adesso dobbiamo valutare se è stata causata dal difetto della gomma. Ha un taglio, può essere che c'era già, magari iniziale o comunque adesso dobbiamo valutare, daremo la gomma a chi di dovere perché valutino. Il cinquantenne è stato portato a San Bassiano in codice rosso, dunque in condizioni serie. Fortunatamente è migliorato già nel corso della mattinata. Restiamo in provincia di Vicenza. Sabato a Stoccareddo di Gaglio l'ultimo saluto a Riccardo Baù, il trentenne morto una settimana fa nell'esplosione di un ordigno bellico incastrato nel muro della sua abitazione. Il comune di Gaglio ha proclamato il lutto cittadino per sabato prossimo 10 giugno, giorno in cui saranno celebrati i funerali di Riccardo Baù, il trentenne di Stoccareddo morto giovedì scorso a causa dello scoppio di un ordigno, un tubo esplosivo della Prima Guerra Mondiale incastrato nel muro di casa. Il giovane, lo ricordiamo, era impegnato nei lavori di realizzazione del cappotto della sua abitazione quando con un flessibile ha tagliato quel maledetto tubo che usciva dalla muratura. Non un semplice tubo, ma un'arma bellica carica di esplosivo. La deflagrazione è stata tremenda, un boato che ha scosso l'intero paese. Riccardo Baù, rimasto gravemente ferito, era stato portato in elicottero al San Bortolo di Vicenza, dove, dopo qualche ora, è deceduto. Come amministrazione comunale abbiamo scelto di dichiarare appunto il lutto cittadino per tutta la giornata di sabato, chiedendo a tutti i nostri concittadini un minimo di rispetto per questa tragica scomparsa. Chiediamo anche di annullare qualche manifestazione che è stata programmata proprio per sabato, per stare vicini e dare un segnale ancora forte come comunità a Riccardo, ma soprattutto anche ai familiari. Una famiglia sconvolta, quella di Riccardo, che per giorni ha atteso il nulla osta per la sepoltura del giovane tecnico caseario ben voluto da tutti in paese. La cerimonia funebre sarà celebrata sabato alle 10:30 nella chiesa di Stoccareddo. Voltiamo pagina, un bilancio sulla gestione dell'emergenza Covid e uno sguardo agli errori che non si dovranno ripetere. All'isola del Lazzaretto Nuovo a Venezia un incontro sulla pandemia con alcuni dei maggiori nomi della sanità italiana. Ecco, forse parlare di errori o di quello che è successo, probabilmente ci siamo trovati scoperti con la sanità territoriale, che era un presidio che tra l'altro questa regione più di ogni altra ha mantenuto, quindi senza intasare i pronti soccorsi, perché poi da lì il virus si è diffuso rapidamente. Come è stata affrontata l'emergenza Covid e qual è la lezione che il nostro sistema sanitario non deve dimenticare? Ora che il tempo ci sta allontanando dalla pandemia, si può anche iniziare a ragionarne in termini storici e da questo punto di vista pochi luoghi sono suggestivi come l'isola del Lazzaretto Nuovo, uno dei centri strategici creati dalla Serenissima nel nord della laguna di Venezia per combattere la diffusione della peste. Guardare nei secoli scorsi come i nostri antenati della Serenissima affrontavano questo tipo di problematiche è un modo per cogliere una continuità nella storia. Dal 2019 Silvio Brusaferro è presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e dal marzo 2021 portavoce del Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza epidemiologica del coronavirus. Cosa abbiamo imparato da questa pandemia? Una delle cose più importanti credo sia quello che è molto importante investire nella prevenzione e di investire anche quando i problemi non li vediamo. E quando agisce tendenzialmente tende, quando ha successo, a rimuovere il problema. Ma il fatto che il problema non c'è vuol dire che funziona e quindi dobbiamo continuare a investire su questo tipo di tematiche. All'isola del Lazzaretto Nuovo oggi ci sono anche i disegni realizzati dai bambini del Veneto durante il lockdown. Sono soprattutto loro che vedranno la pandemia con gli occhi della storia, come è stato significativamente titolato il convegno, cui ha partecipato anche il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Palù. Sarebbe
una tragedia che non imparassimo dagli errori o che le calamità non ci dessero una lezione. Qual è la lezione? La lezione è di andare a cercare prima che arrivino il virus, il batterio, l'agente pandemico, prima che ci colpisca. Quindi investire in studi e ricerche. Restiamo a Venezia, dove è stata presentata questa mattina la candidatura della nostra regione a riferimento in Europa per lo sport il prossimo anno. Il dossier è pronto, in perfetta sintonia con l'assegnazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Numerosi i sostenitori di questa candidatura. Nella pratica sportiva il Veneto è al secondo posto per numero di tesserati e al terzo per numero di società, mantenendo una posizione di rilevanza a livello nazionale. Da questa mattina a Palazzo Barbi a Venezia è stata ufficialmente lanciata la candidatura del Veneto alla Regione Europea dello Sport per il 2024. Si tratta di un riconoscimento proposto da ACES Europa, associazione no profit con sede a Bruxelles, che opera in sinergia con la Commissione europea. La candidatura del Veneto è proposta dalla Giunta regionale, come spiega l'assessore allo sport Cristiano Corazzari. È una grande opportunità per la nostra regione e il Veneto è una regione di sport e di sportivi, quasi 500.000 atleti tesserati nelle varie discipline, decine di migliaia di società sportive e di realtà che operano anche nel mondo del volontariato legato allo sport. Si tratta di un valore eccezionale per la nostra comunità in termini di qualità della vita, di prevenzione delle malattie, di miglioramento anche del rapporto di coesione sociale. Ci sono poi i grandi eventi nella nostra regione. Le Olimpiadi di Milano Cortina che ci aspettano nel 2026, fortemente volute dal Presidente Zaia. Con questa candidatura andremo a promuovere un programma di valorizzazione di tutto ciò che è sport del Veneto, sia in termini di attività, sia in termini di pratica sportiva e in termini anche del nostro patrimonio impiantistica e speriamo naturalmente che questa candidatura metta al centro lo sport del Veneto. Ecco come è nata la candidatura del Veneto, ora al via i primi sopralluoghi della Commissione agli impianti a partire da lunedì. Osanna Conte, veneta di Treviso, non si è fatta scappare questa idea, pertanto si è impegnata immediatamente parlandone sia con l'assessore sia col Presidente della Regione Zaia. E quindi la candidatura è partita da Bruxelles, è arrivata qua nel Veneto, hanno fatto un ottimo lavoro l'assessore Corazzari e pertanto possiamo dire che a Bruxelles, al Parlamento europeo, a dicembre quasi sicuramente ci sarà presente la Regione Veneto. È tutto, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. La pressione aumenta un pochino, ma aspettiamoci ancora una locale instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 9 giugno. Sul Veneto, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, avremo nubi irregolari, anche consistenti, specie sulle zone montane, pedemontane e interne della pianura. Probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in rialzo e afa in aumento, minime tra 14 e 20 gradi, massime tra i 25 e i 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo poco nuvoloso, a seguire temporali sparsi in montagna come ci mostra la grafica, localmente fin verso la pianura, meno probabili ma comunque non esclusi sulla costa. Temperature minime sui 16-18 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 28 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Trentino Alto Adige, dove sarà infine soleggiato ma permarrà la possibilità di isolati rovesci pomeridiani. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 28 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Ad accogliervi sarà Conegliano.